Si è schiantato contro un trattore e ha perso la vita praticamente sul colpo. Tragico incidente a San Giorgio in Bosco, lungo la statale Valsugana, poco prima di arrivare nel centro del paese. A perdere la vita Kevin Spigarolo, 29 anni, di Grantorto. Per lui inutili soccorsi del 118, arrivato sul posto insieme agli agenti della polizia locale. Sull'asfalto sono rimasti la moto e il trattore carico di fieno che stava svoltando a sinistra in via Pozzo, mentre il Centauro arrivava dalla direzione opposta verso Padova. Illeso il trentenne di San Giorgio alla guida del mezzo agricolo, accompagnato al pronto soccorso sotto shock. Tutta da chiarire la dinamica dell'incidente. Dopo nulla osta del magistrato, la salma è stata trasferita all'obitorio di Cittadella e cordoglio espresso dal sindaco di Grantorto, Fiorenzo Cappellari, che conosce personalmente la famiglia della vittima. Il traffico è subito andato in crisi, con la Guardia di Finanza a deviare la circolazione già un paio di chilometri prima del luogo dell'impatto.